Amici del calcio a 5, un saluto da Francesco Pala e benvenuti a Cagliari, Palaconi, dove tra pochi istanti si schiereranno in campo Cagliari e Lazio per la 14ª giornata di Serie A. C'è tanta voglia di riscatto nell'aria, entrambe vengono da una sconfitta e dunque quest'oggi servirà a dare la miglior versione di sé per trovare punti pesanti nell'ambito di un campionato che corre e non aspetta nessuno. Diamo subito un rapido sguardo alle convocate di quest'oggi tra Cagliari e Lazio, partendo per dovere di cronaca dalle ospiti con il numero 2 Pantano, con il numero 3 Colucci, con il numero 4 Conticelli, numero 5 per Siclari, numero 6 per Barca, numero 7 Pasqual, numero 10 Gurrieri, numero 11 Ruffini, numero 12 Farinelli, numero 13 Iochisalo, numero 22 per Pepe, numero 77 per Vanessa. Per il Cagliari invece con il numero 66 Polloni, numero 3 per Virdis, numero 6 Orru, numero 7 Dodero, numero 8 per Giuliano, numero 10 Andresa, Queiroz, numero 12 Ribeirete, numero 13 Manca, numero 14 Pereira, numero 19 Mantila, numero 77 Vecchione, numero 21 per Carboni Tonga. Il Cagliari di Moreno Giorgi vuole ritrovare la vittoria casalinga che ormai manca da 3 partite, dal 3-0 contro il Lamezia. In classifica la squadra sarda naviga in acque pericolose a pari punti col duo Molfetta Atletico Foligno che occupano la zona play-out a quota 9 punti, ma la classifica cortissima dice anche -1 dalla top 8 chiusa dall'Audace Verona. Queste le ragioni per la quale quest'oggi il Cagliari dovrà mettere in campo tutta l'energia a disposizione e di contro la Lazio salda al 6° posto in classifica a quota 21 punti, a distanza di sicurezza dal mischione di squadre che lotta per l'ingresso in top 8, ma in ritardo di qualche punto dal gruppo di squadre che si lottano i primi 5 posti. E allora la Lazio vuole da oggi provare a colmare questo gap. E allora questi sono gli argomenti di Cagliari e Lazio pronte allo schieramento in campo. Gli arbitri di quest'oggi saranno il signor Matteo Taviani di Trieste, il signor Mattia Landi di Prato e la signora Antonella Manca di Sassari al cronometro. E sono dunque pronte le squadre a schierarsi in campo. Lo fa già il Cagliari, è pronta anche la Lazio. Squadre schierate, si aspetta solamente il fischio d'inizio. Fischietto in bocca per l'arbitro e parte dunque Cagliari-Lazio con gli ospiti che girano questo primo pallone subito a cercare Iochisalo. L'uscita di Polloni mette in fallo laterale. Siclari sul punto di battuta, si muove Iochisalo, si muove anche Pasquale in mezzo, palla a metà tra Vanessa e Pasquale e allora sarà rimessa laterale per il Cagliari. Palla giocata da Ribeirete. Queiroz. Muove palla, Pereira. Ancora la palla a cercare Ribeirete. Chiude tutto Iochisalo e alla fine Pepe blocca il pallone. Palla giocata corta verso Iochisalo. Siclari. Vanessa. Torna all'indietro verso Siclari e poi Iochisalo. Vanessa. Ancora Siclari, sbatte all'altra numero 77 Vecchione. E dunque altra rimessa laterale a favore della Lazio. Siclari corto, Iochisalo. Torna da Siclari, si muove Pasquale, il movimento anche di Vanessa che trova la deviazione. Angolo Lazio dunque, Siclari gioca corto, Vanessa Murata allora prova il contropiede del Cagliari con Queiroz, l'apertura verso Vecchione, Vecchione col mancino viene chiusa da Iochisalo, l'ultimo tocco è della nazionale finlandese, allora rimessa laterale per il Cagliari. Sulla palla Vecchione, palla per Ribeirete, la deviazione ancora di Iochisalo e dunque sarà calcio d'angolo per il Cagliari che spinge.
Sul pallone Pereira, palla arretrata, c'è Queiroz. Appoggio verso Ribeirete, poi tentato qui lo scambio, allora prova a ripartire la Lazio con Pasquale, poi Iochisalo, la chiusura di Vecchione in fallo laterale. Sul pallone Vanessa, vicina c'è Siclari che si muove e riceve, ancora Vanessa, la palla a cercare Iochisalo, la troppo alta per lei, che si spegne sul fondo, allora può risistemarsi il Cagliari. Queiroz, c'è vicina Pereira, scarico orizzontale, il movimento di Vecchione, la chiusura invece di Siclari. Pereira, Queiroz, appoggio ancora per la numero 14 che poi scava questo pallone verso Vecchione, deve girarsi, la numero 77 servita Pereira, ancora Vecchione, il duello con Siclari. Siclari rallenta la manovra del Cagliari mettendo così in fallo laterale. Pereira, si muove Queiroz, vicino Ribeirete, Queiroz scivola, allora prova a ripartire in contropiede della Lazio. Queiroz però recupera palla, non c'è fallo secondo l'arbitro della numero 10 del Cagliari, ci sarà solo rimessa laterale a favore peraltro proprio del Cagliari, che gioca ora con Ribeirete e Queiroz. Pereira, fascia sinistra, deve puntare, Pereira prova ad andare via, Pereira col destro, c'è stata la deviazione da parte di Vanessa, allora altro calcio d'angolo per il Cagliari. Sul punto di battuta Pereira, palla alzata a cercare Vecchione, palla complicata, Vecchione però rinviene, allora qui rischia, allora la perde, allora Pasqual. Prova Vanessa a superare Queiroz che però mette il corpo davanti e qui riceve anche una spinta. Allora che termina in fallo laterale, si accontenta Queiroz del possesso. Pereira, Vecchione, ancora Pereira, allarga sulla destra verso Queiroz, si fa vedere Ribeirete, Queiroz tiene palla, cerca nuove soluzioni, allora va da Pereira, ancora Queiroz. Vecchione, si muove sulla destra Ribeirete, viene incontro, riceve, torna da Vecchione. Queiroz, manovra bene il Cagliari, si chiude altrettanto bene però la Lazio. Queiroz appoggia verso Pereira. Gioca tanto lateralmente ora il Cagliari, centralmente la Lazio chiude ogni spazio e allora qui Pereira che allunga troppo il pallone, perde il rimpallo con Iochisalo e allora possesso che ripassa in favore della Lazio. Vanessa all'indietro Siclari, si muove Pasqual, si va invece da Iochisalo. Siclari alza questo pallone verso Pasqual, duello qui contro Queiroz, Pasqual la tiene, alla fine guadagna la rimessa laterale la numero 7 Corinne Pasqual, 4 gol in campionato per lei finora, nazionale spagnola. Vanessa con la battuta colpisce in pieno Queiroz che può ripartire in contropiede. Queiroz col sinistro trova Pepe che risponde così e mette in fallo laterale. Ribeirete, Pereira, gioca Vecchione, chiusa da Vanessa, allora attenzione al contropiede della Lazio con Iochisalo. Iochisalo prova a calciare, viene murata, ancora una conclusione, stavolta di Vanessa. C'è una deviazione, c'è anche calcio d'angolo per la Lazio. Sul punto di battuta Siclari. All'indietro Conticelli appena entrata, al volo Vanessa, palla bloccata da Polloni che gioca su Queiroz, arriva però Siclari, gliela ruba, Pasqual dentro, ancora Siclari, l'ha sbloccata la Lazio e 1-0 il gol della numero 5 Valentina Siclari, ottavo gol in campionato per la nuova capocannoniera della Lazio, solitaria. E dunque Lazio in vantaggio al Palacconi, Cagliari che deve rincorrere in questo avvio di primo tempo. Queiroz prova a puntare Conticelli, Queiroz va da solo e apre per Pereira.
al duello qui con Vanessa. Alla fine l'ultimo tocco è proprio di Vanessa. Guadagna la rimessa laterale Pereira, che poi apre verso Queiroz. Prova ad andare dentro per Vecchione, chiude tutto Valentina Siclari. Rimessa laterale dunque per il Cagliari. Queiroz all'indietro, Ribeirete deve puntare, ancora Ribeirete, dentro Queiroz, destro di Queiroz, la parata di Pepe, evita il pareggio, portiere della Lazio, poi subito qui Ribeirete, la pareggiata immediatamente il Cagliari con la sua numero 12, Ribeirete, 1-1. Quarto gol in campionato per la classe 88 del Cagliari. E dunque a 15 minuti e 48 secondi effettivi dal termine del primo tempo è già 1-1 al Palacconi. Il botta e risposta tra Lazio e Cagliari. Fine Polloni tra vedere e non vedere, mette in fallo laterale. Vanessa, corto Conticelli, alla cercare Pasquale, l'anticipo di Ribeirete. Vecchione, Ribeirete deve allontanare questo pallone, mette in fallo laterale, può comunque salire col baricentro il Cagliari, che dal momento del gol si era chiuso nella propria metà campo. Conticelli, Siclari, deve tornare indietro da Vanessa che cerca in profondità Pasquale, di testa alla sponda, c'è però anche Ribeirete. Non ha finito la Lazio però Vanessa. Largo Siclari, si va invece da Pasquale, 2 tocchi, fermata, e allora può partire Pereira. Ribeirete, si allunga troppo questo pallone, controllo non semplice dal numero 12 del Cagliari, che qui se la trascina in fallo laterale. Intanto torna in campo anche Iochisalo al posto di Conticelli. Vanessa, pressata da Pereira, torna all'indietro da Siclari, va a cercare Colucci, che al volo non evita l'uscita di questo pallone, dunque sarà rimessa laterale per il Cagliari. Ribeirete, entrata anche Mantila nel Cagliari. Pereira, Vecchione, duello qui con Siclari, Vecchione perde palla, duello con l'altra 77, qui arriva il fallo in favore della Lazio commesso da Fabiana Vecchione. Il primo fallo della partita l'ha commesso il Cagliari. Siclari dentro per Colucci, l'ultimo tocco di Mantila, sarà calcio d'angolo per la Lazio. Sul punto di battuta sempre Siclari, vicino c'è Iochisalo. Palla invece arretrata per Vanessa col sinistro, fermata da Vecchione che ora prova a imbastire un contropiede. Vecchione con l'esterno, fermata da Vanessa, allora Colucci. Siclari, si muove Iochisalo, vicino c'è Vanessa, Siclari decide di andare dalla numero 77. Poi l'inserimento ancora di Siclari, fermato da Mantila, e allora Ribeirete, sinistro, se la fa sfuggire dalle mani qui Pepe. Ribeirete conquista un altro calcio d'angolo per il Cagliari. Calcio d'angolo dunque, sul punto di battuta c'è Mantila, tocco corto, la conclusione da parte proprio di Mantila. Ancora una volta Pepe mette in calcio d'angolo. Ancora Mantila sul punto di battuta, vicino c'è Ribeirete, si va invece all'indietro a cercare Queiroz, ferma tutto Colucci. Laterale Cagliari già battuta da Ribeirete, Queiroz all'indietro verso Man, deve puntare Colucci, prova a prendersi la fascia Queiroz. L'ultimo tocco è però il suo, sarà rimessa laterale per la Lazio. In campo Virdis per il Cagliari al posto di Ribeirete. Punta Vanessa, col mancino la parata di Polloni. Queiroz all'indietro verso Mantila, gioca ancora su Queiroz.
Duello qui con Yokisalo, Queiroz prova a fare tutto da sola, la ferma alla fine Siclari. Mantila gioca verso Queiroz che qui sbaglia il tocco, allora Colucci prova ad approfittarne, Colucci tocca per Yokisalo, Siclari dentro per Vanessa, il tocco all'indietro ancora Yokisalo, appoggia all'indietro verso Siclari, palla allargata intercettata da Pereira, contropiede Cagliari, Pereira dentro, Queiroz vicino c'è Mantila, Queiroz va in porta, c'è la deviazione da parte di una giocatrice della Lazio, allora sarà calcio d'angolo ancora per il Cagliari. Sul punto di battuta Mantila dentro la palla per Pereira e alla fine Colucci se la trascina via. Queiroz, Mantila, Virdis deve puntare Vanessa che la ferma e alla fine Siclari. Yokisalo deve puntare Pereira, va da Colucci, Colucci tanti tocchi, alla fine Vanessa prova una conclusione che non impensierisce più di tanto la numero 66, pardon, Polloni. Allora Pereira verso Queiroz, ancora Pereira, Mantila, vicino c'è Virdis, anticipata da Siclari che va giù, non c'è fallo e allora si gioca. Vanessa, si muove Colucci, Vanessa invece va da Siclari. Ecco la palla per Colucci, l'anticipo di Pereira, il Cagliari però non pressa, allora la Lazio gioca. Siclari dentro, tocco di Mantila, tocco anche di Virdis, alla fine Vanessa mette ordine, la pressione solitaria di Queiroz che però è efficace, Pepe mette in fallo laterale, il Cagliari guadagna metri. Virdis qui perde palla, Colucci non ne approfitta. Palla lasciata da Virdis, Mantila alza questo pallone, la palla bloccata da Pepe che gioca subito verso Yokisalo. Prova a fare il movimento Colucci, Yokisalo va direttamente in porta con questa diagonale. Intanto entra in campo anche Irene Pantano per la Lazio. Mantila larga verso Pereira, duello qui con Yokisalo, alla fine Pantano tocca il suo primo pallone, Colucci, Pantano non controlla, allora Virdis, tanta confusione in mezzo al campo, fa ordine qui la Lazio con Siclari che tenta un'imbucata in verticale, non ci sono compagni, allora blocca Polloni e scarica subito verso Pereira. Mantila, torna in campo Vecchione, Queiroz, isolata Queiroz, alla fine si libera bene del pallone verso Mantila, verticale verso Vecchione, che palla, Vecchione, Pepe ancora non la blocca, alla fine sarà calcio d'angolo per il Cagliari, occasione, Vecchione. Uscita Queiroz per il Cagliari, va Mantila alla battuta di questo corner, la palla che sbatte addosso a Yokisalo, poi un'altra diagonale molto pericolosa di Mantila, alla fine sarà solamente rimessa laterale per la Lazio. Già giocata da Pantano verso Siclari, Yokisalo deve puntare Ribeirete e alla fine la Lazio arretra, la palla verso Siclari che poi gioca in avanti a cercare Colucci, deve girarsi, duello con Mantila, alla fine l'ultimo tocco è della calciatrice finlandese del Cagliari, sarà rimessa laterale per la Lazio. Siclari sul punto di battuta, vicino c'è Pantano, vedremo dove va Siclari, va da Colucci, fermata da Mantila, poi arriva Yokisalo, Pantano deve provare a calciare, trova la deviazione di Ribeireto, tiene il massimo qui Irene Pantano, calcio d'angolo, Lazio. Pantano dalla bandierina, parte il cross, c'è Vecchione che
lascia sfilare questo pallone. Sarà rimessa laterale per il Cagliari. Esce dal campo Virdis. Mantila. Gioca a corto qui il Cagliari con Giuliano, poi la palla a cercare Vecchione, ancora pericolosa nella metà campo avversaria, all'ultimo tocco però il suo, chiede una deviazione che non c'è, allora la Lazio gioca subito in verticale con Pepe, palla a cercare Colucci, alla fine Mantila con la testa mette in calcio d'angolo. Sul punto di battuta Siclari in area Colucci e anche Iochisalo, alla fine l'ultimo tocco è di Giuliano. Sarà ancora una volta corner dalla parte opposta, sempre però per la Lazio. E sempre sul punto di battuta Siclari, Iochisalo, ancora Siclari, Polloni respinge poi Pantano, l'ultimo tocco di Vecchione, laterale Lazio. Siclari colto Iochisalo, ancora Siclari, palla che passa tra le gambe di Ribeirete che alla fine però la recupera, c'è però la pressione di Iochisalo che tocca per ultimo questo pallone, rimessa Cagliari, Ribeirete all'indietro Mantila, larga c'è Giuliano qui, Mantila sbaglia il tocco, prova Iochisalo, rinviene però l'ex di questa partita Fabiana Vecchione che recupera questo pallone solo per un attimo, Colucci, deve girarsi Colucci, mette una buona palla, l'ultimo tocco è di Polloni. Sarà ancora rimessa Lazio quando siamo a 10 minuti e 5 secondi effettivi dal termine del primo tempo. 1-1 tra Cagliari e Lazio. Lazio che può usufruire di questa rimessa laterale, giocata male però qui da Siclari. E intanto viene chiamato un time out. Diverse le occasioni per Cagliari e Lazio in questo primo tempo. Punteggio di 1-1. Cronometro stoppato a 10 minuti e 3 secondi effettivi dal termine del primo tempo. E dunque dopo i vari consigli dei due allenatori Moreno Giorgi e Daniele Chilelli sono pronte a riprendere il gioco Cagliari e Lazio. Daniele Chilelli premiato allenatore del mese di dicembre. E dunque si gioca Ribeirete. Verticale Vecchione, subito a duello Siclari che con tanta caparbietà riesce a recuperare questo pallone anche in caduta. Non c'è fallo secondo gli arbitri, allora si gioca. Recupera palla Vanessa. Qui in scivolata Giuliano, tutto regolare Vecchione. Tunnel qui di Vecchione, la palla però non arriva a Giuliano. Pepe rischia alla fine, deve concedere sulla pressione di Giuliano. La rimessa laterale al Cagliari. Il richiamo qui per mister Daniele Chilelli e anche per una giocatrice della Lazio in panchina. Laterale Cagliari dunque, allora Giuliano sul punto di battuta. Battuta che invece va a Pereira che colpisce Pasquale, allora ancora rimessa laterale per il Cagliari, qualche centimetro più avanti. Pasquale Giuliano, ancora Pereira. Ultimo tocco è di Pasquale, ancora rimessa Cagliari, 9:34 sul cronometro.
E qui viene fischiato il cambio fallo che fa infuriare mister Moreno Giorgi. Yokisalo, Sicla riapre verso Vanessa. Si va a vedere centralmente Yokisalo. Vanessa invece va da sola, fascia destra, cerca il tunnel su Giuliano. L'ultimo tocco è proprio della numero 8 del Cagliari. Rimessa laterale per la Lazio. Alla battuta sempre la numero 5 Siclari. Siclari alza palla, Vanessa al volo, la parata di Polloni in calcio d'angolo. Sempre Siclari alla battuta, palla dietro, Yokisalo con spazio, l'ultimo tocco è di Ribeirete. La palla in fallo laterale. Siclari sul punto di battuta, palla alzata all'indietro verso Vanessa che prova a toccare questo pallone verso Pasquale. Esce fuori in qualcosa comunque di errato, allora sarà rimessa laterale a favore del Cagliari che l'ha già battuta verso Vecchione. Siclari mette in fallo laterale, la pressione della numero 77. Queiroz, ritornata in campo la numero 10. Deve puntare Yokisalo, ancora Queiroz, se la sposta sul destro, fa tutto col mancino. Alla fine l'ultimo Vanessa, sarà rimessa laterale per il Cagliari. Sul punto di battuta Queiroz, palla battuta verso Pereira. Pereira, tutto da mezzo per cercare Vecchione, la palla resta in campo, la Lazio può giocare. Queiroz non riesce a far carambola, torna all'indietro da Yokisalo che poi alza questo pallone verso Pasquale. Così tanto per evitare l'uscita sul fondo di questo pallone. Ribeirete, ancora Pereira. Sulla fascia opposta c'è Queiroz, vista e servita. Queiroz punta e salta secco l'avversario, ancora Queiroz. Gli riesce il tunnel ma la Lazio parte in contropiede con Pasquale. D'angolo. Siclari all'indietro, il possesso Lazio. 8 minuti e 11 secondi al termine di questo primo tempo, ancora 1-1 il punteggio, partita stra-equilibrata al Palaconi. Si torna all'indietro da Pepe, che alza questo pallone, lo fa male, chiede la palla sui piedi Pasquale. Polloni corto, Ribeirete. Queiroz. Largo c'è Pereira. Pereira sterza sul destro. Si muove Ribeirete, servitora da Queiroz. Ribeirete, cambia lato Pereira. E poi Vecchione, tanto spazio per lei. Vecchione in mezzo, trova la deviazione di Vanessa. Il richiamo da parte di mister Chilelli. I consigli invece di mister Moreno Giorgi, gioca al Cagliari Ribeirete. Queiroz. Braccata da 2, Queiroz porta ancora palla, alla fine prova a puntare Siclari, riesce a mettere un pallone in mezzo ma viene fermata da Pasquale che prova a ripartire in contropiede. Pasquale con la punta, la parata di Polloni. Sul punto di battuta sempre Siclari. Si muove Pasquale, lasciata sola dalle calciatrici del Cagliari che ora provano a ripartire in contropiede con Ribeirete. Fermata da Siclari. Yokisalo. Vanessa prova la verticale verso Pasquale, ancora una volta imprecisa la palla verso la numero 7. Pereira. Queiroz, ancora Pereira. Vecchione si fa vedere. Lo scambio, Pereira allarga Queiroz dentro, Vecchione controlla in qualche modo, poi sbaglia con Siclari. Dentro Yokisalo, sinistro di Yokisalo fermato da Queiroz, che poi si accontenta di questa ultima deviazione di Yokisalo. Non è di questo avviso l'arbitro che concede la laterale alla Lazio. Siclari lascia la battuta, Vanessa in mezzo, Polloni. L'ultimo tocco del 1.
Giuliano. Pereira allarga con l'esterno verso Ribeirete che alza una buona palla verso Vecchione. Occasione Cagliari, Vecchione col mancino. Palla colpita con l'esterno. Non ha impensierito Pepe che ha già rimesso in gioco il pallone per la Lazio. Jokisalo. Siclari. Vanessa prova all'1-2 con Siclari che riceve questo pallone e torna da Vanessa. Pasqual suola, alla fine arriva Siclari. Può mettere il pallone in mezzo, Pereira la tocca. Qui Ribeirete ha provato a prolungare la traiettoria del pallone verso Giuliano. Si stava per aprire un'importante prateria per il Cagliari, ma mancano solamente 3 secondi effettivi al termine di questo primo tempo, che dice Cagliari 3 Lazio 1. Palla battuta da Jokisalo, chiude tutto Ribeirete e arriva la sirena che dice che può bastare così per ora. Finisce il primo tempo tra Cagliari e Lazio e 3-1 per le padrone di casa. Al vantaggio iniziale di Siclari hanno risposto Ribeirete, Virdis e Vecchione per il 3-1 del Cagliari. Noi ci prendiamo qualche minuto di pausa, linea alla regia.
Bentornati in diretta amici del Calcio a 5, quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Cagliari e Lazio. Il primo tempo concluso sul punteggio di 3-1 per le padrone di casa. Al vantaggio iniziale della Lazio con Siclari hanno risposto Ribeirete, Virdis e Vecchione. Sarà il Cagliari a muovere il primo pallone di questo secondo tempo. Intanto si sono riempite le gradinate del Palaconi, con tantissimi tifosi del Cagliari giunti dallo stadio, dove quasi in concomitanza si è svolta la giornata di Serie A tra Cagliari e Lecce. Intanto gioca il Cagliari subito questo primo pallone in direzione Vecchione, che a 5 secondi dall'inizio di questo secondo tempo commette il primo fallo. E gioca la Lazio allora con Yokisalo. Siclari in verticale, palla che non trova Pasquale, la bloccata Polloni. Ribeirete appoggia Pereira, colpisce Pasquale. Pereira si accontenta naturalmente della rimessa dal fondo in fase di pressione della Lazio. Pereira, Ribeirete sterza sul sinistro, torna da Pereira, c'è Queiroz, uscita per un infortunio nel primo tempo, riuscita a recuperare e ora anche a ritornare in campo. La pressione qui di Ribeirete, rischiato tantissimo Pepe. Qui Siclari riesce anche a evitare la rimessa laterale a favore del Cagliari, che però arriva solamente in un secondo momento sul lancio sbagliato della numero 5, l'autrice del gol dell'1-0 momentaneo del vantaggio della Lazio. Polloni alza questo pallone impreciso, però non trova nessuna compagna. Palla che si è spenta sul fondo. Yokisalo. Si muove Pasquale, si torna indietro da Siclari. Conticelli. Ancora Siclari. Conticelli appoggia verso Yokisalo, gioca corto la Lazio, la pressione di Queiroz. Queiroz col mancino, ha provato a fare tutto da sola, pardon. Yokisalo prova ad andare, va col destro, fermata Vecchione di prima a cercare Pereira, il tocco di Pasquale in ripiego e allora sarà calcio d'angolo per il Cagliari. Pronta Queiroz sul punto di battuta. All'indietro Ribeirete, la gioca invece Pereira. Il tocco di Pepe permette alla Lazio di ripartire in contropiede, non arriva però Pasquale. Allora Polloni la blocca e scarica subito su Ribeirete. Queiroz, Pereira, palla verso Fabiana Vecchione, lavorato col corpo, la palla però tanto imprecisa, non ha potuto nulla alla numero 77. Manovra ora alla Lazio. Conticelli, Siclari non arriva e allora c'è Yokisalo. Ecco Siclari, palla lunga a cercare Pasquale, provato a raggirare alle spalle la difesa del Cagliari, palla che si è spenta sul fondo, gioca Polloni. Pereira, verticale, Vecchione deve girarsi sulla pressione di Siclari, torna da Pereira. Centralmente si va per Ribeirete. Duello con Yokisalo, ancora Ribeirete costretta a tornare sui suoi passi, la perde, Yokisalo pure e allora ancora Queiroz. Deve puntarle tutte, Queiroz, sinistro di Queiroz sull'esterno della rete, occasione Cagliari, la prima di questo secondo tempo. I consigli di mister Moreno Giorgi. Yokisalo, Pasquale, si muove ancora Yokisalo, Pasquale torna all'indietro da Siclari, spazio ora per Vanessa col mancino, la deviazione di Ribeirete, blocca Polloni. Queiroz, largo Ribeirete, palla alzata verso Vecchione, la deve agganciare con la punta, palla che sfila via, rimessa dal fondo Lazio. Siclari, Vanessa controlla, deve puntare Queiroz e alla fine sarà rimessa Lazio. Il tocco di Queiroz rallenta la manovra della Lazio di Chinelli
E intanto è entrata Colucci, Lazio che prova ad aumentare l'apporto offensivo rimanendo sguarnita nella propria porta. Jokisalo, c'è Colucci, servita, vicino Siclari, palla in mezzo, Queiroz, reclamato un fallo di mano che viene ravvisato dall'arbitro e dunque fallo a favore della Lazio, occasione dunque per provare a rientrare in partita per la squadra di Chilelli. Punizione Lazio da un'ottima posizione, ne piazza 3 in barriera Polloni, Riberete, Vecchione e Queiroz. Parte il fischio, Jokisalo lascia, Vanessa, è uno schema, Vanessa corto, Pasqual e parte il contropiede con Queiroz. Queiroz la finta e sbaglia tutto la numero 10, che occasione per il Cagliari, la Lazio è già dall'altra parte, Siclari sterza, Mancino, che gol ha fatto, ancora Siclari, è 3-2, la riaperta completamente la Lazio, ancora con Valentina Siclari, nono gol in campionato, 3-2. Attendere il fischio dell'arbitro Ottaviani per Riberete che deve rimettere il pallone in gioco e dunque Riberete tocca verso Queiroz, complice di aver divorato una grande occasione per il 4-1 e allora gol sbagliato e gol subito dal Cagliari che ora si ritrova solamente a un gol di distanza dalle avversarie, ha il comando sì, ma in maniera meno sicura. Riberete, Pereira deve puntare Jokisalo che tocca per ultima, rimessa laterale Cagliari. Pereira alza palla verso Vecchione, non la tocca nessuna, palla che si spegne sul fondo. Vanessa prova ancora a sbilanciarsi offensivamente la Lazio dentro Colucci, Siclari, Vanessa, Pasqual, ancora Vanessa, si chiude a riccio il Cagliari, Jokisalo, ancora Vanessa, Colucci, torna all'indietro, ancora dalla finlandese Jokisalo, Colucci, c'è Pasqual vicino a Siclari, servita, torna all'indietro da Jokisalo, Pasqual, Jokisalo, Siclari, ancora Jokisalo, si chiude bene il Cagliari, punta Jokisalo, Vanessa dentro Pasqual, lo scambio, Siclari incrocia, non c'è precisione, intanto cambio in casa Cagliari, torna in campo Mantila al posto di Queiroz, con le mani Polloni, verticale a cercare Vecchione anticipata da Siclari, Jokisalo, Vanessa, ancora Jokisalo e ancora Lazio tutta avanti. Vanessa, appoggio Jokisalo, vicino Colucci, servita. Jokisalo. Vanessa di prima dentro, attenzione Vecchione, la porta è sguarnita, Vecchione col mancino la colpisce male, mette in fallo laterale. Porta sguarnitissima, la Lazio rischia, il Cagliari non ne approfitta. E allora ancora Lazio tutta in avanti, porta palla Jokisalo. Siclari, Colucci, a duello qui con Manti, la palla arretrata tanto rischiosa, sale il Cagliari, la pressione di Pereira, finisce a terra la numero 17 della Lazio.
terra Vanessa, numero naturalmente 77. Pereira alza palla, il movimento di Ribeirete che prova a coordinarsi per provare a fornire l'assist verso Vecchione. Ha fermato tutto Pereira. L'avanzata della Lazio fermata dal numero 14 sarà solo laterale. Siclari, Vanessa appoggia Iochisalo, si muove sulla verticale Pasqual, servita e poi Iochisalo, Siclari, buono il movimento della numero 5, ancora Siclari, Pasqual, appoggio Vanessa, Siclari, Vanessa c'è vicina Iochisalo, servita Iochisalo, quasi presa in controtempo, andando e tornata in porta Mariana Pepe. Pasqual, Vanessa, duello qui con Pereira, torna all'indietro ancora Pasqual. Siclari, gira palla alla Lazio, chiusa tanto bene il Cagliari con Vecchione che qui recupera palla. Vecchione, in mezzo c'è Ribeirete, servita o almeno provata a servire da Vecchione, si accontenta dell'ultimo tocco di Siclari. Sarà rimessa laterale per il Cagliari. 14:01 sul cronometro al termine del match. Cagliari ancora avanti, ma a differenza del termine del primo tempo sarà è solo 3-2 per il Cagliari. Ribeirete, sinistro in porta con la punta, palla alta, osserva la palla uscire. Mariana Pepe intanto torna in campo Conticelli in casa Lazio. Tornate in campo invece Virdis che ha trovato il gol quest'oggi del 2-1, il suo primo in campionato, ricordiamo classe 2008, giovanissima. Laterale Lazio, sul punto di battuta c'è Vanessa. Conticelli, il tocco di Vanessa, poi Siclari, Polloni, la deviazione in calcio d'angolo, occasione Lazio ancora e sempre con Valentina Siclari. Calcio d'angolo battuto da Siclari, palla alta, Vanessa al volo, la palla rimane lì, ancora Vanessa riesce a tenere il possesso palla scaricando all'indietro su Conticelli. Ancora Vanessa, deve tornare all'indietro verso Siclari che poi alza questo pallone verso Pasquale al duello qui con Mantila. L'ultimo tocco è della numero 7 della Lazio, sarà rimessa solamente per il Cagliari. Alla battuta Pereira. Palla giocata verso Polloni che poi qui mette in fallo laterale. Cagliari scoperto, qui ha subito anche un colpo Valentina Siclari da parte di Ribeirete, un colpo naturalmente fortuito senza alcuna cattiva intenzione da parte della numero 12 e se l'ha presa e non poco Siclari. Gioca la Lazio, Vanessa, Conticelli, ancora Vanessa, si muove Pasquale, servita tra le linee, Pasquale, la parata bellissima a terra di Polloni in calcio d'angolo, occasione ancora per la Lazio. Alla battuta Siclari, palla arretrata Vanessa, la botta, la palla rimane lì, Pasquale col tacco, palo e poi Polloni blocca palle e fa ripartire il Cagliari. Pereira. E qui il tocco sbagliato verso Ribeirete. Sta alzando i giri la Lazio, vuole a tutti i costi il gol del pareggio, allora prova di nuovo la mossa Colucci davanti. Siclari apre per Vanessa, Pasqual torna da Vanessa, Iochisalo, ancora Vanessa e ancora Iochisalo. Colucci, Iochisalo pensa al tiro, coperta da Vecchione, poi Queiroz mette in fallo laterale, la pressione altissima sempre della numero 10 sulla portatrice di palla della Lazio. C'è sempre Queiroz sul secondo tocco per impedire lo scarico. Iochisalo, Vanessa, spazio per lei, si torna da Iochisalo, Colucci vicina servita. Iochisalo, Vanessa, Pasquale di prima all'indietro Vanessa, ancora Iochisalo, si fa vedere Siclari. Iochisalo, tutto chiuso il Cagliari. Gioca ancora la Lazio che però deve arretrare, la pressione di Pereira efficace, non c'è il portiere. Pereira tarda però la rimessa laterale. Giocata palla ora su Queiroz, controllo non perfetto. Queiroz mantiene il possesso, Mantila. Pereira prova la diagonale, fermata qui molto bene da Vanessa
Vanessa col mancino, fermata, rallentata, in qualche modo disturbata da Queiroz. L'ultimo tocco è però di Polloni. Sarà ancora possesso Lazio, sarà corner per la squadra di Chilelli. Andrà alla battuta Colucci. Rimane arretrata Iochisalo, servita ora da Siclari. 11 minuti e 51 secondi effettivi. Iochisalo prova, c'è una deviazione! In qualche modo la pareggiata la Lazio, l'autogol del Cagliari sul tiro di Iochisalo premia ancora la scelta di Chilelli di schierare Colucci offensiva. La Lazio trova in questa maniera 2 gol che permettono di ritrovare il pareggio e 3-3 ora al Palacconi. Viene chiamato il time out da parte di mister Moreno Giorgi. Qualora venisse assegnato il gol a Emilia Iochisalo, classe 99 della Lazio, sarebbe il 5º gol in campionato per lei, per la nazionale finlandese ex Lamezia. E dunque a 11:48 dal termine del secondo tempo è 3-3 tra Cagliari e Lazio. Ultime indicazioni per Cagliari e Lazio prima di riprendere il gioco a 11:48 dal termine. La Lazio è riuscita a recuperare il doppio svantaggio con le reti di Siclari, doppietta per lei, e di Iochisalo pochi istanti fa. Sul punto di battuta Queiroz, Pereira, Mantila, ancora Pereira di prima verso Vecchione. Buono il lavoro da pivot qui di Queiroz che mette in mezzo Pereira. È ripassata immediatamente in vantaggio il Cagliari. 4-3. Il gol di Pereira. Sesto gol in campionato per la brasiliana del Cagliari. Ci ha messo 9 secondi effettivi a ritornare in vantaggio la squadra di mister Moreno Giorgi. Gioca la Lazio con Siclari. Iochisalo, Vanessa. Iochisalo, ancora Colucci davanti, riceve, stop di petto. Fermata qui la Lazio da Vecchione, rimessa laterale già battuta. Vanessa, destro, anzi sinistro, murato dalla difesa del Cagliari in fallo laterale. Vanessa. Palla per Iochisalo. Nuovamente tutta davanti la Lazio, palla qui dentro di Colucci per Pasqual che si divora pochi centimetri dalla porta. Il gol del 4-4. Intanto torna in porta Marianna Pepe. Polloni con le mani rischia, il Cagliari qui in uscita ma c'è Queiroz, sbaglia il tocco e allora Iochisalo ancora rinviene la numero 10 Queiroz che poi prova a fare tutto da sola, fermata qui al corpo a corpo con Pasquale, tutto regolare si gioca, ritmo altissimo ora al Palacconi. Torna davanti Colucci, Iochisalo, Siclari torna all'indietro dalla finlandese numero 13, Vanessa. Iochisalo punta, c'è Siclari, prova a riciclare questo pallone, c'è l'ultimo tocco da parte di Ribeirete, sarà calcio d'angolo per la Lazio. Intanto è rimasta nuovamente a terra Queiroz ed è nuovamente richiesto l'intervento dello staff medico del Cagliari. Si rialza Queiroz, leggermente zoppicante, pronta a rientrare Cinzia Pereira.
che ha riportato qualche minuto fa il Cagliari in vantaggio. Colucci dall'angolo, Siclari. Iochisalo deve puntare Vecchione, si muove Vanessa, servita invece Siclari. Colucci appoggia per Pasqual, palla leggermente imprecisa. Siclari, Vanessa, vicina c'è Iochisalo, si va invece da Pasqual. Ecco Iochisalo, si allarga Siclari, servita Vanessa, ancora Iochisalo. Vanessa, Pasqual, corpo a corpo qui con Mantila. Siclari all'indietro, c'è Vanessa, ecco Iochisalo, si avvicina la Lazio alla porta del Cagliari, ma è ancora giro palla. Iochisalo, Siclari, Pasqual torna all'indietro, rischia tantissimo, Pereira, la porta è sguarnita. Vecchione prova col destro, Vecchione con un ginocchio, Iochisalo in fallo laterale e ora si copre la Lazio, torna in porta Pepe. Pereira, la battuta, c'è Vecchione al volo col destro, che occasione per Fabiana Vecchione, che ne ha fatto uno bellissimo nel primo tempo, ha provato a ripetersi, provato a incrociare, probabilmente anche troppo, ma è occasione Cagliari, possesso Lazio già fermato. Ribeirete, raddoppiata, alla fine Pasqual, a terra Ribeirete, Siclari, 1-2 qui con Iochisalo, deve uscire Polloni, grande intervento del portiere del Cagliari. Nuovamente Colucci alta e nuovamente Lazio in proiezione offensiva. Iochisalo, Siclari prova il tocco verso Colucci, il tocco invece di Mantila. In calcio d'angolo già battuto da Colucci. Siclari, Vanessa, tocco Pasqual, deve tornare, c'è tanto spazio per Siclari, 2 volte Siclari, poteva sicuramente far di più qui Valentina Siclari, date le sue qualità. È stata brava la difesa del Cagliari, ma gioca ancora la Lazio. Iochisalo, scambio con Vanessa, Colucci, Iochisalo, Vanessa, ancora Iochisalo, dentro Siclari, in mezzo, l'ha toccata Polloni a impedire l'intervento di Pasqual. Iochisalo, manovra ancora la Lazio, Vanessa, Iochisalo si allarga a Colucci, servita, stop e torna da Iochisalo. Vanessa, larga, c'è Pasqual. Siclari in mezzo di prima, ha reclamato un tocco di mano, si gioca Pasqual. Avrebbe segnato il gol del 4-4 Pasqual, ma c'è probabilmente un tocco di mano. E la decisione è tiro libero a favore della Lazio. Che occasione per la squadra di Chilelli, e sul punto di battuta va Vanessa. E dunque a 8:17 possibile momento chiave della partita, tiro libero per la Lazio e Vanessa contro Polloni. Tra i fischi del Palaconi, fischietto in bocca per l'arbitro Ottaviani, parte Vanessa e trova il gol del 4-4 e nuovamente parità al Palaconi. L'8º gol in campionato della numero 77 Vanessa, vale il 4-4 contro il Cagliari. E chiede tutto il supporto del suo pubblico Fabiana Vecchione. Pereira prova a cercare proprio Vecchione, la palla imprecisa, possesso Lazio. E Chilelli si gioca il tutto per tutto a 8 minuti e 10 secondi e nuovamente Colucci davanti. Porta sguarnita, gioca la Lazio con Iochisalo.
Vanessa, la pressione qui di Queiroz, il recupero, palla Pereira, ancora una volta è in vantaggio il Cagliari, ancora una volta con Cintia Pereira, 5-4. E allora gioca la Lazio, non paga stavolta la scelta di Chilelli di buttarsi in avanti. Ma la Lazio ora deve rincorrere e allora è nuovamente Colucci davanti. Riceve, stop con la suola, scarica all'indietro verso Iochisalo. Vanessa, Iochisalo, ancora la pressione di Vecchione, efficace il rimesso a Cagliari qui. Iochisalo si becca il primo cartellino giallo del match, allontana il pallone. Era una chiara occasione per il Cagliari, Vecchione si era avventata per battere questa rimessa laterale rapidamente, la porta della Lazio era sguarnita e allora cartellino giallo per Iochisalo. Tornata in porta naturalmente in questa circostanza Marianna Pepe. Queiroz, Pereira, verticale chiusa da Siclari, Iochisalo, Pasqual punta e salta Riberete, Pasqual col destro la punta, Polloni la blocca, prova a far ripartire addirittura calciando in porta, colpisce però la parte superiore del Palaconi e allora sarà possesso Lazio. Nuovamente Colucci davanti, Iochisalo, ritmo alto ora al Palaconi, Vanessa, Siclari, Colucci dentro Pasqual, il pareggio della Lazio e 5-5 il gol di Corinne Pasqual, quinto gol in campionato per la spagnola della Lazio ed è ancora una volta parità al Palaconi. Gioca al Cagliari Riberete, Pereira, davanti Vecchione, chiude tutto Siclari, contropiede Lazio. Siclari messa giù, una spallata di Vecchione che qui rischia anche il cartellino giallo. E calcio di punizione per la Lazio. Scelta di Ottaviani di non retarguire col cartellino giallo Vecchione. E dunque possesso Lazio con Conticelli, Vanessa, Siclari alza il pallone, non trova però Iochisalo e allora possesso Cagliari. Ribeirete allarga per Pereira. Queiroz, verticale per Vecchione che aggancia col tacco. Ribeirete si sta muovendo dall'altra parte Pereira, Vecchione ritarda il servizio ma alla fine Pereira 1-2 con Ribeirete, Pereira dentro, fermata qui dalla difesa della Lazio e alla fine l'ultimo tocco è di Ribeirete e dunque sarà rimessa Lazio, pronta a rientrare anche Mantila, ma prima di ciò chiamato il time out a 6 minuti e 27 secondi dal termine del match, 5-5 tra le mura del Palaconi e allora altre indicazioni per Giorgi e Chilelli alle proprie squadre. Partita divertentissima, ritmo altissimo, soprattutto in questo secondo tempo. Da sottolineare il momento di salute evidente per il Cagliari che ha ripreso a segnare con continuità, già 5 gol quest'oggi. E mancano ancora 6 minuti e 27 secondi. Lazio che invece vuol far valere la superiorità di punti in classifica.
Lazio a quota 21 punti in sesta posizione, Cagliari invece a 9 punti in decima. Ricordiamo a -1 dall'Audace Verona prima di questa giornata. Ottavo posto che varrebbe l'accesso ai playoff. Intanto la sirena a indicare alle due squadre di ritornare in campo. È già pronta la Lazio. È pronto anche il Cagliari. Bellissima la cornice di pubblico in questo pomeriggio del Palaconi. Colucci davanti, allora gioca da dietro Iokisalo. Siclari all'indietro ancora Iokisalo. Vanessa. Iokisalo. Pasquale davanti, servita Siclari. Colucci di prima dentro Pasquale. Che miracolo di Polloni! Il miracolo di Polloni che nega il vantaggio alla Lazio. Calcio d'angolo già battuto Vanessa. Vanessa dentro Pasquale. Sterza ancora Pasquale, c'è Vanessa. Iokisalo. Vanessa, la pressione, poi Ribeirete. Alla fine l'ultimo tocco di Pereira, rimessa Lazio. Iokisalo. Vanessa e ancora Iokisalo. Colucci di prima, Siclari ha tentato di riproporre in mezzo. C'era come sempre Pasquale pronta a depositare in rete. Vanessa, Colucci, Iokisalo. Sale alto il Cagliari, Iokisalo rischia tanto e alla fine se la trascina in fallo laterale. Tanto incomprensione in casa Lazio, torna in porta Pepe. Allora deve aspettare il Cagliari per la battuta di questa laterale. Battuta ora da Pereira, Queiroz. Con la punta, un esterno punta di Queiroz, cercare Vecchione. Trova solamente le braccia di Pepe qui. Rischia la Lazio in uscita, palla alta. Gestita come può da Siclari, che concede però la laterale al Cagliari. 5 minuti e 14 secondi al termine del match. Punteggio dice 5-5. Palla alzata verso Vecchione, controllo col petto, tentato l'appoggio verso Queiroz. L'ultimo tocco è di Vecchione, rimessa Lazio. Non è d'accordo però Ottaviani, che assegna invece la rimessa al Cagliari. Sicuramente era avvisata una deviazione. E allora Pereira, palla alzata verso Vecchione che deve controllare con la coscia, arriva Queiroz. Il rimpallo però la sfavorisce, rimessa Lazio. Altro cambio, ancora fuori Pepe, dentro Colucci. Vanessa cerca proprio Colucci, lo stop. Colucci si gira e la Lazio passa in vantaggio sulle proteste di mister Giorgi, che si becca anche il cartellino giallo. La Lazio è passata in rimonta e 6-5. Colucci. Ottavo gol in campionato per Carola Colucci. Vale il momentaneo 6-5 al Palaconi. E ora il Cagliari che deve rincorrere. E ora gioca con Queiroz. Pereira riesce a tenere il pallone in campo. Pereira tenta una diagonale, chiude tutto Vanessa che prova a ripartire. La palla che viaggia lungo linea. Queiroz all'indietro verso Polloni. Ribeirete. Ora spinge il Cagliari. Punta qui Ribeirete ma non salta Siclari che prova ad andare da sola. Non c'è fallo, tutto regolare Virdis. L'apertura verso Pereira. Controlla il duello qui con Conticelli. Chiuso tutto la numero 4 Queiroz. Si fa vedere Ribeirete. Queiroz la perde, allora contropiede Lazio. Sbaglia il controllo però Iokisalo ringrazia Polloni
che la blocca e fa ripartire Riberete. Queiroz, 4 minuti sul tabellone. Pereira, Queiroz, sterza sul sinistro, va da Pereira, Riberete sulla sinistra servita, poi torna all'indietro Riberete, la pressione alta di Conticelli, il supporto del Palacconi. Queiroz prova ancora a puntare Vanessa che esulta. La pressione alta del Cagliari, Riberete la recupera, la pressione però di Iochisalo, 1 contro 1 Iochisalo, Polloni in uscita, evita il peggio, concede solo il calcio d'angolo alla Lazio. Che occasione qui per la finlandese. Corner battuto, anticipata Vanessa da Pereira, poi Pereira in qualche modo prova a recuperarla, alla fine mette ordine Pereira. Palla verso Virdis, chiude tutto Siclari, Iochisalo col destro, deviazione, la blocca Polloni e fa ripartire subito Pereira. Porta palla Pereira, sterza sul destro, Pereira fermata da un evidente fallo di Conticelli. Tanto battibecco anche tra le panchine. Protagonista, un membro della panchina della Lazio è Mister Giorgi. Ma c'è una punizione da battere e Pereira è pronta sul punto di battuta. Da rivedere la posizione. Pereira all'indietro, Mantila. Queiroz. Pereira controlla dentro Queiroz, sinistro di Queiroz, chiesto un tocco di mano, non c'è nulla per Ottaviani. Le proteste del Palacconi, ma è ancora possesso Cagliari. Pereira, Mantila, allarga tardi per Queiroz, l'ultimo tocco di Vanessa, rallentata la manovra del Cagliari, ma è ancora possesso per la squadra sarda. Mantila, Pereira cerca Vecchione, non riesce a salvare questo pallone dalla laterale. Torna in campo Pasquale al posto di Conticelli, 2:47 sul tabellone da giocare, la Lazio in vantaggio. Palla a cercare Pasquale, deve girarsi Pasquale, cerca Iochisalo, fermata da Queiroz che poi va giù. Non c'è fallo su Queiroz, problema al polso probabilmente sulla caduta. Richiesto per la terza volta l'intervento dello staff medico, ancora per la povera Queiroz. Stavolta il problema è al polso. Siclari, Vanessa lungo a cercare Pasquale, ci deve mettere le mani Polloni che poi si fa male sulla ricaduta. Sarà calcio d'angolo per la Lazio. Tutto a posto per Antea Polloni che si rialza, c'è un calcio d'angolo da battere per la Lazio. Sul punto di battuta Siclari, arretrata Vanessa, la botta, l'ultimo tocco ancora di Antea Polloni. Calcio d'angolo battuto rapido, Pasquale, Vanessa scucchiaia dentro per Siclari che manca l'impatto con la conclusione. Torna in campo Riberete al posto di Mantila. Pereira prova ora a spingere il Cagliari, Giuliano davanti, Queiroz allarga per Vecchione che manca l'aggancio. Esultano le calciatrici della Lazio.
E ora torna in campo Polloni, esce Giuliano. Con la punta Vanessa, la ricerca di Pasquale, palla sbagliata. E allora è nuovamente Giuliano davanti. Con le mani Giuliano verso Vecchione, la sponda, Queiroz deve girarsi, Queiroz spalle alla porta, servita Giuliano. Pereira, c'è Queiroz, spazio per lei, si ritorna da Pereira. C'è Giuliano sulla sinistra, Queiroz sulla destra, servita. Ribeirete, Queiroz si dimentica per un attimo il pallone, ma è ancora Queiroz. Giuliano, Pereira, 1 minuto e 47 Queiroz. Si fa vedere centralmente Giuliano. Ancora Queiroz, scambia con Pereira. Rischia tanto qui il Cagliari. Ancora Queiroz e ancora Pereira. Ribeirete, anzi si va da Queiroz. Queiroz sterza, sinistro in mezzo. Deviazione di Siclar in calcio d'angolo. Ci prova con tutte le sue forze il Cagliari. Gli applausi del Palacconi. Calcio d'angolo battuto Pereira. Ribeirete, fascia destra. Pereira, si muove Queiroz, servita. Tutta chiusa la Lazio. Cagliari gira palla al limite con Queiroz e Pereira. Ribeirete. Palla dentro di Pereira, cercare di sorprendere la linea difensiva della Lazio. Queiroz, Pereira, ecco Giuliano, Vecchione all'indietro, Pasquale e poi il salvataggio sulla linea da parte di Pereira, ma a gioco fermo. Il laterale Cagliari batte Giuliano Pereira. Queiroz, ancora Pereira, porta sguarnita, il Cagliari attacca. Queiroz, Pereira dentro, Vecchione di prima, c'è una deviazione, sarà rimessa laterale ancora per il Cagliari. 47 secondi, ci sta provando in qualsiasi modo la squadra di Moreno Giorgi. Queiroz se la sposta sul sinistro, va dentro da Vecchione, la tiene buona. Vecchione dentro, Queiroz, trattenuta, ancora Queiroz. Palla incollata al suo mancino, c'è una deviazione di Pasquale, rimessa laterale per il Cagliari. Queiroz all'indietro, Pereira. Deve puntare Pereira. Vanessa prova una conclusione verso la porta sguarnita del Cagliari, ma c'è Pereira. Queiroz, 24 secondi. Chiude tutto Pasquale, laterale Cagliari. Queiroz, Pereira. A breve il Cagliari dovrà provare a concludere. Queiroz se la sposta sul sinistro in mezzo. Non c'è nessuna deviazione, il Cagliari è scoperto. Vanessa col sinistro. L'ha chiusa la Lazio col suo numero 77. E 7-5 per la squadra di Chilelli, che a 12 secondi dal termine del match mette il punto sulla partita. Nono gol in campionato per Vanessa e questo ha un peso specifico importantissimo. Vecchione, Mantila, Ribeirete, 9 secondi. Mantila allarga per Pereira. Sterza e poi va col destro, chiude tutto ed esulta Pasquale. Un secondo sul tabellone. Da battere la laterale, sfuggita questa partita al Cagliari e la sirena dice che può bastare così. La Lazio trova 3 punti importantissimi in Sardegna vincendo 7-5 in casa del Cagliari, sale a quota 24 punti in classifica. Cagliari fermo a quota 9.
È stata una partita combattutissima, per svariate volte il Cagliari è passato in vantaggio, sempre però recuperato dalla Lazio, che poi nella seconda metà del secondo tempo è riuscita anche a ribaltarla, e dunque al Palaconi è 7-5 per la Lazio di Chilelli, che esulta. Il saluto al pubblico del Cagliari in una bellissima cornice al Palaconi. Il saluto delle due squadre sanciscono la fine di questa partita. Noi ringraziamo Alberto Tosini per le riprese. Un saluto da Francesco Pala, un augurio di una buona serata. Linea alla regia.